Consigliere Venturini, cosa ne pensi della campagna vaccinale del governo? Molti stati nel mondo non hanno mai chiuso, vedi per esempio gli stati repubblicani americani o anche altri stati che hanno già riaperto, vedi per esempio Israele. Figliuolo dice che per settembre sembra che tutto il paese o quasi dovrebbe essere vaccinato. Siamo una potenza mondiale economica, ma quando si parla della macchina Stato siamo sempre il fanalino di coda. Che cosa ne pensi? Consigliere Venturini, ti chiederei due parole sul DDL ZAN, soprattutto sotto l'ottica dell'articolo 7. Nel senso, vi sarà l'obbligo per gli studenti, soprattutto anche quelli piccoli, in tenera età, quando sono proprio in un momento di crescita delicatissimo e dove si sviluppa anche la loro sessualità, portati a essere obbligati a seguire lezioni sul gender fluid, chiamiamolo così. Il senso è questo: uno può opporsi, non andare a vedere a religione, l'ora di religione, ma non potrà opporsi a questi insegnamenti che potrebbero non essere graditi a determinate famiglie, perché non ritengono che siano istruttivi o potrebbero essere devianti. È una forma anche questa, al contrario, di discriminazione. Si potrà fare qualcosa? Allora, questo è un tema delicatissimo, che deve essere gestito senza strumentalizzazioni, senza bandierine che devono essere poste da una parte e dall'altra, perché è un tema che si presta a questo. È intervenuta anche la CEI dicendo ma dovrebbe essere magari un testo di legge scritto meglio, e per Beh, scrivere su meglio questo. un testo ci devono essere tutte le forze politiche che senza toni esagerati ed esasperati si mette attorno ad un Certo. tavolo, e il fatto che magari vengano ribaditi dei concetti che comunque già sono presenti nel nostro ordinamento, vabbè, se serve una legge che rivendichi una volta in più che insomma, gli atti di violenza sono da condannare, beh, io penso, Sempre, insomma, già sì. nel nostro ordinamento, vabbè, qui ci sta, la scriviamo meglio. Altra questione è se incominciamo a appunto introdurre magari all'interno di contesti educativi la possibilità, ad esempio, di affrontare delle tematiche, delle teorie dove tu sostanzialmente dici ad un bambino che è lui che si sceglie la sua identità, cioè lui che decide se deve essere, ecco, uomo o donna, ecco, a prescindere dal dato biologico. Allora, io mi domando anche da un punto di vista pedagogico se certe questioni possono essere affrontate a livello educativo nell'ambito delle scuole. Questa è una questione molto seria, Molto. sulla quale, ecco, il fatto che possa essere introdotto in maniera leggera nell'ambito di un disegno di legge, ecco, qui ho tutti i miei dubbi e su questo insomma, eviterei che ci possano essere delle prese di posizione forte come abbiamo visto fino a questo momento. Per questo io dico, bisogna che tutte le forze politiche si mettano attorno ad un tavolo, se necessariamente deve essere portato avanti un disegno di legge, deve essere un disegno di legge condiviso dove ci sono, per carità, se viene, ribadisco il concetto, ribadito il fatto che sia contro la violenza, senza ombra di dubbio. Se si devono introdurre tutta una serie di teorie e teoremi su questioni che poi magari anche a livello educativo possono avere dei risvolti, beh, su quello ho molti e seri dubbi. È chiarissimo. Ma infatti i punti incriminati del DDL ZAN sono tre essenzialmente: articolo 1, articolo 4 e articolo 7. Il 7 per quanto riguarda i bambini, l'articolo 4 per quanto riguarda la capacità dei giudici di poter decidere in modo con una certa discrezionalità se vi sono delle sfumature di violenza e possono provocare. L'articolo 1 è anche quello molto complesso perché mette in discussione completamente quello che è la visione della sessualità dell'essere umano nella nostra società, per cui è un modo anche per riscrivere tutta la nostra storia e la nostra percezione dell'altro e di se stessi. Io stesso potrei concorrere quasi alle quote rosa se mi ritenessi donna alla fine dei conti, per cui siamo abbastanza... Si diventa tutto relativo in eh, base alla percezione di una persona. Ecco, siccome noi abbiamo bisogno anche di punti fermi,
dico, sì, capiamoci prima, ecco, sì. prima di andare a comunque predisporre delle norme che poi regoleranno nel futuro la nostra vita.